Se non conosciamo i testi, cosa è stato il siciliano, difficilmente oggi possiamo cimentarci a scrivere in siciliano, a leggere il siciliano, anche perché il siciliano è il volgare con una più antica tradizione letteraria ininterrotta. Cosa voglio dire? Che all'interno del territorio dello Stato italiano la lingua volgare, quindi non latino, ma la lingua volgare che ha una tradizione letteraria più antica e che non si è mai interrotta, non è la lingua italiana, non è la lingua toscana, non è la lingua veneto-piemontese, è la lingua siciliana, perché appunto dal 1230 fino ai nostri giorni si è sempre scritto in siciliano, si sono scritte opere, in certi momenti si è scritto di tutto, in altri momenti si è scritto soltanto poesia, per esempio, però si è sempre scritto in siciliano, fino ad oggi e continua fino ad ora ad essere così. E quindi è importante conoscere questa produzione letteraria, leggerla e vedere come si è evoluta, se si è evoluta la lingua siciliana, perché se oggi ci vogliamo accingere a scrivere in siciliano non possiamo farlo prescindendo da quello che già c'è, perché è così, se siamo delle persone colte dobbiamo scrivere un siciliano colto, il siciliano colto lo dobbiamo andare a leggere nelle opere scritte, non lo possiamo andare a ricercare tra le parlate della gente.